Tanto noi chiacchieravamo fuori onda, ci sarà tantissimo da dire, ma dedicheremo un altro appuntamento ancora per l'Expo all'agricoltura, il portare nei nostri territori ovviamente persone che sono interessate all'Expo, però in realtà vanno a conoscere il territorio e scoprirne anche naturalmente attraverso gli agriturismi, le fattorie didattiche, le potenzialità, le peculiarità, che è una cosa straordinaria. Rapidissimi, chi è il nostro protagonista, imprenditore, che cosa fa? Lei è già intervenuto e tutto, però ci racconti un attimo la sua attività. Sì, io sono uno dei giovani che si è riaffacciato all'agricoltura di recente, negli ultimi 3 anni. Riaffacciato o affacciato? Riaffacciato, avendo come famiglia insomma, una tradizione legata all'agricoltura, già mio nonno, mio padre. Io in realtà ho fatto un percorso di studi diverso fino ad arrivare alla laurea. Ho fatto Laurea in che cosa? in scienze politiche, poi ho fatto il consulente del lavoro e adesso sono tornato invece a... Perché? E per le soddisfazioni che si hanno nel creare le cose con le proprie mani e nel veder crescere, e anche dalla possibilità di valorizzare quello che secondo me è un elemento molto importante, che è la questione della natura e del rispetto ambientale. Anch'io, come la Daniela e come il presidente di Turismo Veneto, ho una fattoria didattica, per cui credo che sia un'opportunità quella di aprire le porte del proprio, diciamo, ambiente imprenditoriale, che dia la possibilità ai bambini e ai ragazzi di riscoprire quello che è la bellezza delle biodiversità, degli ecotipi locali e delle produzioni, insomma, dei prodotti che dopo si mangiano. Quindi conoscere anche il ciclo dei prodotti. Avere un'esperienza diretta. Sì, io nella mia azienda mio padre ha ricostruito la gallina alla razza di Polverara, che è un ecotipo locale, che è stato conosciuto, insomma è andato negli albori, e, insomma fa parte di quella ricchezza storica e culturale che riguarda il territorio veneto e che dovrebbe essere appunto incentivato, ma soprattutto tramandato. Assolutamente. La famiglia contenta del rientro? O no? Sì e no, mio padre di più di mia madre, insomma, preferiva che continuassi sotto il profilo professionale, però insomma. Perché è impegnativa e faticosa? Sì, beh, sicuramente. Però ci metti le mani. È un'attività che è sicuramente faticosa, che può dare delle soddisfazioni, ma che deve essere sicuramente agevolata, cioè deve essere ripresa in mano e riorganizzata. Ci deve essere una volontà politica forte di modificare le norme. In parte abbiamo parlato degli agriturismi, ma di questo potremmo anche, come dire, declinarlo in tanti altri aspetti, appunto avendo una ricchezza di diversificazione nell'ambiente agricolo, e ognuno di questi è trattato in una maniera decisamente opprimente per i singoli ambiti, quando in realtà c'è una voglia, una volontà, soprattutto da parte delle nuove generazioni, che io ho l'onore di rappresentare, insomma, per quanto riguarda la provincia di Padova, che avrebbero voglia e idee da riuscire a organizzarsi, e molte volte ci si trova nelle difficoltà di capire che cosa bisogna fare, e dall'altro lato dall'impossibilità di realizzarlo, perché a fronte di investimenti di un certo rilievo per seguire le direttive che vengono date, dopo il prodotto agricolo viene invece sottovalutato sotto il profilo del prezzo, quando invece si producono prodotti di qualità nelle nostre aziende venete. Quando si parla di micro e di piccole aziende, si parlano di aziende che sono capaci di esprimere una qualità nella propria gestione che, insomma, deve essere valorizzata. Assolutamente. Medesime difficoltà per lei, Presidente? Sì, esattamente. La sua attività, in 2 parole, perché abbiamo visto il percorso che ha fatto il Presidente dei Giovani, invece lei cosa ha fatto? Anch'io nel 2010 mi sono iniziata in agricoltura, trasformando la passione di famiglia, l'agricoltura e il miele, in un vero e proprio lavoro, un lavoro che dà reddito a me e anche a mia sorella, che lavora con me in azienda. Laureata in progettazione e gestione del turismo culturale, ho fatto diverse esperienze all'estero e poi ho deciso di insediarmi in agricoltura. Quindi ritornare a casa in famiglia, a questo punto. Proprio per la passione per questo insetto e poi per quello che appunto accompagnato dall'infanzia fino ad ora, quindi era una cosa che mi sono buttata perché ci volevo provare. Alla fine ora sì, è un'azienda che ringraziando Dio funziona, che riusciamo ad andare avanti, non produciamo tanto quantità ma qualità, quindi questo è un po' il nostro... E viene apprezzata? Sì, la qualità sicuramente è il valore della nostra azienda. Cioè, nel miele qual è il problema principale?
Ultimamente abbiamo una forte moria delle nostre api dovuta, come si sa, ai pesticidi e nicotinoidi che venivano dati nel mais e comunque in agricoltura, e poi anche a un fattore climatico. La scarsità di fioritura porta anche a una scarsa produzione, proprio perché in mancanza di fiori, tantissime piogge, le api non possono produrre. E quindi questo è tutto un ciclo che si sussegue per le malattie delle api, gli acari. Insomma, non è semplice. Penso che, come dico spesso, il lavoro dell'apicoltore adesso non è tanto produrre, ma tenere in vita le api. E quindi anche ricordiamo quanto sono importanti le api per l'agricoltura, per la natura e tutto, anche per l'essere umano. Assolutamente. Presidente, la sua attività invece? Io ho un'azienda, sono partito con un'azienda di 40 ettari a seminativi, ormai ancora molti anni fa, e si è inserito mio figlio che è laureato in economia. Quindi i giovani tornano in agricoltura con la laurea in tasca, certo, sì. sostanzialmente. E appunto abbiamo questa attività sia di ospitalità rurale che di fattoria didattica. I seminativi sono quelli che ormai sono penalizzati di più, insomma, anche dalle idee diffuse e generali che mi permetto di dissentire dalla mia collega Daniela sull'uso dei prodotti fitosanitari, perché sono talmente regolamentati che ormai penso che non possano produrre. Infatti abbiamo visto anche un ritorno di molti selvatici, uccelli nelle campagne, per cui io ho avuto anche le api e non riuscivo più appunto a tenerle per problematiche più di varroa o di altri tipi di malattie che ci sono, che non per moria di fitosanitari. Qua io cerco di tenere il campo un po' anche per l'agricoltura convenzionale, voglio dire, perché sennò si parla solo di mode o di ideali bucolici di agricoltura, che l'agricoltura comunque deve essere impresa, deve usufruire dei mezzi tecnici che sono a disposizione e che sono consentiti. Quindi se sono consentiti vuol dire che a livello igienico-sanitario non sono nocivi. Qua non ci troveremo mai d'accordo. No, assolutamente. Comunque, ma è bene che ci siano onestà intellettuale io ritengo questo, anche perché ho avuto esperienza di apicoltura e quindi so cosa vuol dire, insomma. Ecco. Certo, do la parola perché nega. Quindi sì, nego perché sì, non c'è problema. Da quando sicuramente i nicotinoidi sono stati vietati nell'utilizzo del mais si è visto un ripopolamento delle api, questo è vero, però è anche stato dimostrato che i nicotinoidi e gli insetticidi che usano gli apicoltori, anche i diserbanti che danno nello spazio di prato, di erba che c'è tra il mais e il fossato, dove le api in aprile vanno a recuperare il polline utile per l'alimentazione loro e per la sopravvivenza, se si va a analizzare quel polline è pieno di prodotti che usa l'agricoltore, sicuramente le api diventano più deboli e quindi più soggette a malattie, questo è proprio dimostrato. Quindi perfetto, che sia messo ovviamente la comunità europea in vigore, che sia utilizzato, è un discorso, che non sia nocivo è un altro. Quindi, ma è da chiarire anche qui un tema che non deve essere generalizzato. È come il discorso che diceva Luca sulle normative degli agriturismi, che per colpire chi si comporta male si colpisce tutti. Anche qui ci sono degli usi corretti e degli usi scorretti dei prodotti fitosanitari. Questo ci sono delle regole ben chiare. Per cui è per questo che io reagisco, perché ci sono gli agricoltori, se c'è un utilizzo corretto, certo, non si non devono produrre questi effetti. E quindi è frutto di un uso scorretto dei prodotti fitosanitari, perché le regole ci sono e sono note a tutti, perché per poterli usare bisogna fare un corso apposta ogni 5 anni, quindi in realtà anche le innovazioni sono sempre note, insomma, quindi è un uso scorretto, quindi non è la motivazione principale. Assolutamente, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi e ringrazio i nostri telespettatori di averci seguito. Parleremo ancora di questo senza alcun dubbio, perché ci sono poi diversi argomenti che emergono, che è bene riaffrontare e tenere sempre caldi, perché poi è anche bene aggiornare su quel che avviene. Tanti giovani che sono interessati e guardano con molta curiosità, seria curiosità, il mondo dell'agricoltura. Effettivamente è anche interessante vedere che giovani con la laurea in tasca e aver fatto una bella esperienza ritornano all'agricoltura, però con una
consapevolezza diversa e quindi danno un valore aggiunto. Immagino che anche Certo. lei lo vedrà con suo figlio, e comunque è un dato di fatto. Grazie a voi, appuntamento come sempre, prestissimo.